Oggi, 31 maggio 2008, a Montevecchio, nella miniera di Montevecchio, stiamo assistendo a un'esercitazione della protezione civile della provincia del Medio Campidano. Montevecchio, un borgo minerario immerso nel verde. Si sta approvando la macchina organizzativa di pronto intervento nel caso di un incendio, con relativa evacuazione di feriti e degli abitanti di circa 300 persone. Si sentono già gli elicotteri che stanno intervenendo, tutte le strade sono ormai bloccate, una prima parte degli abitanti è già stata evacuata, il 118 sta intervenendo e sta soccorrendo i feriti. Si sentono le sirene. Tra un po' interverrà anche l'esercito che porterà alla totale evacuazione dell'abitato. L'esercitazione è iniziata alle 10 del mattino e si interromperà questo pomeriggio alle 16. Continuano, il paese ormai è quasi completamente deserto, ci sono solo le forze dell'ordine, il 118 e la protezione civile. L'incendio sta per ormai raggiungere l'abitato e in questo momento viene dato l'ordine di evacuazione totale dell'abitato. Continuano le ambulanze a portare via i feriti verso l'ospedale allestito a Guspini. Tutti gli abitanti invece verranno ricoverati nella zona industriale di Guspini, Sardegna.